Buongiorno a tutti, bentornati a Parlando Liberamente, la nostra intervista settimanale con i protagonisti della politica, dell'attualità, del giornalismo. Oggi abbiamo con noi il direttore di Libero, Mario Secchi, che dovrebbe già essere in collegamento. Ci sei, direttore? Eccomi qua, buongiorno a tutti. Buongiorno e bentornato su Radio Libertà. Allora, di cosa vuoi discutere, Giovanni? Ma questo inizio d'anno mi sembra ci sia una nuova prepotente accelerazione della storia, no? Quel marchingegno che ci avevano detto essere finito, no? E Sì. che ci avevano detto che noi ci trovavamo solo in una condizione così irenica, no? di trascinamento dell'esistente. Invece c'è una prepotentissima accelerazione, no? Della dinamica globale, e che, devo dire, Libero sta ogni giorno monitorando, ogni giorno con un punto di vista diverso dal mainstream. Sì. Se sei d'accordo poi affronterei ogni snodo, no, di questo rivolgimento, Sì, però partirei dal tuo editoriale di oggi, che si intitola "Quegli europei che non capiscono il nuovo mondo". Ecco, allora volevo chiederti cosa non capiamo del nuovo mondo e soprattutto del nuovo mondo di Trump? Allora, non capiscono che America is back, cioè, l'America è tornata a fare l'America, e cioè a occuparsi dell'emisfero occidentale e quindi delle Americhe fino alla Groenlandia e a sud fino all'Antartico, naturalmente, e quindi prima di tutto è tornata a occuparsi della sua sicurezza e dei suoi interessi primari, di quello che ha considerato sempre lo spazio vitale fin da George Washington. In realtà tutti parlano della dottrina Monroe, ma il padre di quella dottrina fu George Washington, quando disse è meglio non immischiarsi negli affari e nelle guerre degli europei, non sono nel nostro interesse, e lo disse nel suo discorso d'addio, questo padre dell'America. E il fatto che gli americani siano tornati a fare gli americani sconvolge gli europei, i quali pensavano di poter usufruire dell'ombrello della difesa americana sostanzialmente gratis o quasi, spese inferiori al 2% del PIL nazionale, per intenderci, parlo di spese della difesa, e poi di poter continuare addirittura a esportare beni negli Stati Uniti con un sistema di tariffe che di fatto li favoriva fino a realizzare surplus commerciali colossali, compresa l'Italia. La Germania e tutti i paesi, diciamo, manifatturieri di qualità hanno goduto di questa condizione. E quel mondo è finito. E quel mondo è finito a causa del debito, degli squilibri di bilancio creati dalle varie amministrazioni, repubblicani, democratici, questo è un tratto comune a tutti i segni, ed è finito per il fatto che il mondo ha un nuovo attore che noi ci siamo allevati in seno e che adesso è diventato un pericolo, e cioè la Cina, che è diventato un protagonista della manifattura, della nuova tecnologia, e minacciosamente avanza naturalmente nel Pacifico, ma fino a noi penetra in varia forma, attraverso naturalmente la sostituzione della loro manifattura rispetto alla nostra, attraverso l'intelligence, la difesa, la tecnologia, il commercio e così via. E noi abbiamo un antagonista forte. Bisogna vedere se l'Europa vuole essere quel noi, dove per noi io intendo l'Occidente. Questo è ancora tutto da vedere, francamente. Comincio ad avere dei dubbi che l'Europa voglia essere Occidente. Ho più certezze sul fatto che gli europei odino l'Occidente. Questo è un caso di odio interno, no? di odio verso se stessi, oicofobia, diceva Roger Scruton. Sì, condivido la tua conclusione. La sintesi è questa. Tutto l'antiamericanismo che è venuto fuori, che ha un sostrato naturalmente fin dagli anni 60-70, certo, e adesso è ulteriormente moltiplicato dalla tecnologia, moltiplicato dall'ideologia woke, che ancora esiste naturalmente, è forte nelle sinistre di vario conio in Europa
è ancora negli Stati Uniti, eccetera, e il risultato è una crescita esponenziale del male inflitto a se stessi. Sì. Tutto quello che fa Trump è sbagliato. Sì, è un apriorismo. Ma, a tal proposito, invece, è incredibile, no? È incredibile. Qualche giorno fa, devo dire, su Libero avete fatto un titolo molto provocatorio, no? Perché uno dei fronti su cui si è condensato in questo inizio anno, questo macro scenario che ci hai dipinto tu, è ovviamente quello del Venezuela, con la rimozione spettacolare di Maduro, no? Da film hollywoodiano per certi versi. Quel giorno Libero ha titolato Diritto di golpe, no? Contro le prefiche del diritto internazionale o presunto tale. Ci vuoi spiegare questa provocazione? È molto semplice. I cattivi esistono, i dittatori esistono, i satrapi esistono. Allora, come cadono? Solitamente cadono in due modi. Il primo è una rivoluzione interna che li depone, no? E quello è il golpe interno. Il secondo è un intervento esterno, che può essere buono o cattivo, no? Nel caso degli Stati Uniti è buono perché abbiamo un dittatore che viene deposto, uno che ha violato tutti i diritti dell'opposizione, li ha messi dentro, eccetera. Il Venezuela ha 8 milioni di abitanti fuori dal Venezuela, cioè sono esuli, forse non è chiaro alle sinistre illuminate questo aspetto della faccenda. Ha negato tutti i diritti politici all'opposizione, ha truccato le elezioni. Che cosa serviva per farlo cadere? E chi lo fa cadere? Gli Stati Uniti. Gli Stati Uniti, che sono quelli che danno un'occhiata a quello che succede nel giardino di casa. E perché danno un'occhiata a quello che succede nel giardino di casa? Perché può essere pericoloso per gli americani e per tutti gli occidentali quello che succede nei Caraibi. Se la Cina si impadronisce del petrolio venezuelano, che cosa succede? La Cina non ha il petrolio, aggiungo, grazie a Dio, ma il giorno che avesse risorse infinite, che cosa succederebbe all'Occidente? Questo è il punto fondamentale. Che cosa succederebbe al nostro modello di vita? Che cosa succederebbe al nostro benessere? E che cosa succederebbe alla nostra democrazia, che in Cina non c'è? E sono tutte domande che naturalmente l'Homo europeus non si pone. Egli vive nella bambagia, nell'utopia, nel benessere che non si capisce chi gliel'abbia donato, che è andato a morire nella seconda guerra mondiale. Chi? Gli americani. E naturalmente tanti eroi europei insieme a loro. E questo è tutto dimenticato. Tutto. Sì, è un caso di rimozione collettiva, diciamo. Giovanni, è un caso grave, cioè, perché qui ci giochiamo veramente il nostro futuro, non tanto il mio, perché sai, io vado per i 60, ma quello dei miei figli, insomma, e dei figli di chi ci ascolta. Cioè, tu immaginati che cosa succederà se qua non teniamo la barra dritta. E per fortuna che c'è il governo di centrodestra in Italia, c'è Meloni, se no qua avremmo già sbraccato completamente. Beh, un governo guidato da Elly Schlein che disse Trump non sarebbe un mio alleato, il presidente degli Stati Uniti, insomma. Sì. non sarebbe... Io non lo so. Cioè, Giovanni, qua si confonde il bene col male, capisci? Questa è la cosa incredibile. Cioè, certo. Siamo di fronte a una nuova guerra fredda, evidente a tutti, una stagione pericolosissima, e non si vuole distinguere tra bene e male, cioè si vuole fare il giochino del nennè, no? C'erano quelli che sinistramente, in maniera lugubre, dicevano né con lo Stato né con le BR, te lo ricordi tu? Certo, agghiacciante. Ecco, questo è il nennè. E quindi si pensa che non si debba, come dire, prendere parte al gioco che è in corso, invece no, non è così.
No, certo. E volevo anche chiederti questo, uno, diciamo, dei luoghi comuni, no, di questa narrazione un po' neneista, no, di fondo Sì, antiamericana che ci riassumevi, è il sempiterno mito, no, di Trump, amico di Putin, se non etero diretto dal Cremlino. Ecco, diciamo che in questo inizio di anno gli ha rimosso un dittatore sudamericano in teoria, tra virgolette, sì, protetto da Putin, e soprattutto a proposito di petrolio gli ha appena sequestrato una petroliera battente sì. bandiera russa. Ecco, possiamo archiviare definitivamente questa fola, diciamo, del Trump putiniano? Beh, allora, noi non ci abbiamo mai creduto, ovviamente, No, né certo. io, né te, né i tanti che ci stanno ascoltando. Il problema è che ci crede una massa considerevole, nel miglior caso di ingenui, nel caso intermedio di idioti, Hm, nel terzo caso di persone in malafede. certo. Ora, Putin ha ricevuto da Trump delle sberle colossali, cioè gli ha portato via il Venezuela. Non so se è chiaro il concetto, il Venezuela era controllato dai cubani. Cuba è l'Unione Sovietica, la chiamo io ancora, Beh, certo. capito? Cioè, allora, e il prossimo a cadere sarà il governo di Cuba, sarà il regime di Cuba, come quello della Colombia e altri. Quando partono questi fenomeni, difficilmente si arrestano. C'è un libro di Samuel Huntington, molto citato e poco letto per lo scontro di civiltà, ma c'è un altro libro che è sulla terza ondata della democratizzazione, no? Certo. Quando cade il muro di Berlino, eccetera. E quella roba lì, ti ricordi come andò? Cade il muro e cade tutta la cortina di ferro e tutto il sistema dell'Unione Sovietica e dell'Armata Rossa. Oggi quelle sfere di influenza sono state in parte ricostruite, ma dall'altra parte del mondo stanno cadendo tutte, diciamo, le dittature rosse del Sud America. Quindi è interessantissimo. Quindi Putin ha perso il Venezuela, ma scusa, poi ha perso Hezbollah, ha perso l'Iran di fatto. L'Iran sta implodendo, sono in Assolutamente. corso manifestazioni incredibili a Teheran, poi vediamo che cosa succede, ma è chiaro che il regime sta tirando le cuoia. Ha perso Hamas, cioè ha perso anche l'influenza su Gaza, ha perso la Siria. Tutti si dimenticano che il governo siriano di Assad è il principale alleato insieme all'Iran della Russia. Assad è in esilio in Russia. Tutti questi colpi glieli ha dati l'alleanza tra Stati Uniti e Israele. Ora, che non si rifletta su questo e che si prendano per buone le baggianate dei parrucconi in babbucce che ci spiegano le relazioni internazionali a tavolino, Mm. fa morire da ridere. Sì, sì, Fa condivido morire da ridere. questa tua conclusione, diciamo. Ah, sono esilaranti, non lo so. Poi quando tu gli chiedi, ma tu sei mai andato alla Casa Bianca, sei andato al Congresso, hai parlato con i funzionari del governo americano, hai mai partecipato a un vertice internazionale di alto livello, hai visto le cose di prima mano? Ti guardano come se tu fossi un extraterrestre e io gli dico tu non li hai visti, quindi non sai niente. Cioè, certo. cioè, Come... l'esperienza non è una cosa, e noi siamo pieni di professori che ci raccontano come va il mondo senza aver mai visto il mondo. Meraviglioso. Fantastico. A proposito di questo, guarda, mi dai l'assist proprio perfetto, perché volevo chiederti, stamattina J.D. Vance dice agli europei soprattutto, credo, occhio a non prendere sul serio Trump sulla Groenlandia. Volevo chiederti perché c'è questo psicodramma sulla Groenlandia che non va a vedere l'esigenza strategica di fondo. Posso dirti anche con una difesa fuori tempo massimo del colonialismo, perché la Groenlandia è un caso anche di Sì, colonialismo danese, europeo, che però in questo sì. caso va bene, ma ti lascio la parola. No, vabbè, dai, su questo siamo a livelli di comicità stratosferica. Allora, la Groenlandia fa parte del Regno di Danimarca. È un territorio autonomo, attenzione, perché i danesi lì ne hanno combinato di ogni tipo. Di ogni tipo. Stanno chiedendo scusa e credo che dovranno chiedere scusa per i prossimi 100 anni per tutto quello che hanno combinato. Per mantenere un po' buone quelle popolazioni gli hanno
inondati di denaro, non troppo in realtà. La Groenlandia non fa parte dell'Unione Europea, attenzione. Certo. La Groenlandia è già in parte difesa dagli Stati Uniti, in parte, non bene come vorrebbero gli Stati Uniti. E qui sta il punto. Non è che Trump vuole invadere un posto così qualunque, vuole controllare dal punto di vista difensivo la Groenlandia per il semplice motivo che quel posto, quelle acque, quei ghiacci sono infestati di sottomarini russi, incursioni cinesi e così via. Tutti i cattivi del mondo si stanno concentrando sulla Groenlandia. Per quale motivo? Terre rare. Come sempre, il motivo è uno dei motori della vita. I motori della vita sono due: le materie prime energetiche e le materie prime minerali. Le materie prime energetiche fanno funzionare i motori, cioè gli danno la propulsione, la scintilla che li fa muovere. Le materie prime minerali le fanno funzionare in maniera intelligente, cioè sono i microchip che sono innestati, incorporati dentro i nuovi motori di ultima e di prossima generazione. La battaglia, ancora una volta, della contemporaneità è una lotta per l'egemonia e per il controllo delle risorse e per assicurarsi il benessere delle proprie popolazioni, nel nostro caso, oppure il controllo assoluto sulle loro, nel caso della Cina e della Russia. È molto semplice, non c'è da sbagliare. La Groenlandia è un pezzo di Occidente, dell'emisfero occidentale, che dunque, secondo la dottrina Monroe aggiornata da Trump, deve essere difeso. Non la deve invadere, la deve difendere, che è un'altra cosa. Sì, direi opposta, sostanzialmente. Esattamente, ma scusa, ma sempre, Giovanni, io e te siamo, diciamo, discreti lettori di storia, mettiamola così, ci piace. Non ci dispiace, assolutamente. I libri di storia che cosa ci raccontano? Che gli Stati Uniti non restano nei territori che invadono, quando sono chiamati a farlo, tra l'altro, e lo fanno sempre con riluttanza. Non ci restano. L'ultimo esempio nostro contemporaneo è l'Afghanistan, dove sono andati, dopo l'invasione delle due torri, illusi di poterli, diciamo, trasferire le conoscenze e i valori della democrazia, hanno scoperto che in Afghanistan il sistema tribale prevale. E dopo 20 anni di nation building, il signor Joe Biden ha fatto uno dei più disastrosi ritiri del Novecento. Quindi gli americani non vogliono restare e non è che si fanno le casette dove intervengono, non gli interessa. Loro pensano alle loro regioni, ai loro stati, loro pensano all'Indiana, al Wyoming, all'Idaho, allo Utah, al Missouri, al Kansas, al Texas. Non a caso ti sto citando tutte New Mexico e così via, Dakota, la gente non sa manco dov'è il Dakota, ma non a caso ti sto citando luoghi che suonano poco familiari. Sì, c'è a chi fa la caricatura costiera, diciamo. Esatto. Sì, l'hai colta in pieno, cioè gli europei parlano degli Stati Uniti, New York, what a beautiful city. Sì, ma no. Gli Stati Uniti non sono New York, cara. No. Vieni con me in Missouri che ti fai un giretto nei campi di girasoli, di mais e così via, e poi ne riparliamo. Certo. Ci fermiamo solo 30 con me in Texas e poi parliamo di America, certo. Vieni in Arizona e portati un paio di borraccio perché non c'è acqua. Assolutamente. Ci fermiamo solo 30 secondi, ma torniamo subito col direttore Secchi.
Un nuovo modo per sostenere la tua radio. Visita radiolibertà.net. Ti basta un click e potrai versare il tuo contributo volontario direttamente online. Potrai donare con ogni tipo di carta di credito, anche prepagata. Ti aspettiamo online su radiolibertà.net. Sostieni la tua radio con il tuo contributo volontario. Radio Libertà. La tua radio. Diamo voce alla nostra gente. Bentornati a Parlando Liberamente col direttore di Libero Mario Secchi. Il discorso che ci hai tratteggiato sulla Groenlandia mi ha fatto venire in mente un video di un TikToker venezuelano oppositore di Maduro che è diventato un po' virale in questi giorni, Sì. Che diceva: scusate, ma voi dite che gli americani sono intervenuti per il petrolio, ma guardate che prima il petrolio non era dei venezuelani, era di Russia e Cina. Lui dice: allora, se ora diventa dell'America, almeno io sono libero, nella sua sintesi. Allora ti volevo chiedere, Venezuela, Groenlandia, perché non è percepito come un problema l'egemonia di potenze antidemocratiche, se non espressamente totalitarie, e invece è percepito come un problema l'America che si attrezza per contrastarle? Cioè, perché questa schizofrenia, diciamo? Allora, sistema educativo, scuola, prima di tutto. A scuola circolano libri di testo dove gli americani sono dipinti come dei rapaci, no? La liberazione dell'Italia, la seconda guerra mondiale, così via, tutte queste cose sono praticamente depennate, sono una nota a margine. Lo sbarco ad Anzio, e che cos'è? Non lo sappiamo. Così. Quindi, prima di tutto, il sistema educativo educa al pregiudizio. Poi c'è un'ignoranza di fondo, che tutto quel pregiudizio è a sua volta alimentato dal volano dell'informazione deviata, però, sostanzialmente, cioè dell'anti-americanismo di fondo, della redazione collettiva del giornalismo italiano, i peggiori in assoluto, naturalmente, non ho dubbi su questo. Cioè il corrispondente estero che copia i giornali, che copia il New York Times, no? Certo. E quindi la sbaglia sempre. Sì, anche in termini di previsioni elettorali. Diciamo. Le hanno sbagliate tutte, non ne hanno presa una. Proprio Clinton ha già vinto, eccola là. Trump è finito, il vecchio Joe è tornato e non ci sono problemi. Rieccolo. Dai, fanno pena. Io francamente mi diverto a guardarlo ormai. Cioè, è un esercizio, no, di quello che guarda degli esseri curiosi, quasi alieni da vicino, li guardi e dici va bene. Però è questo, Giovanni, cioè, quindi se il petrolio è nelle mani della Cina e Venezuela va benissimo, ma ormai la cosa interessante, ieri ho partecipato a un dibattito a Porta a Porta, sì, e c'era Bonelli, che è una persona molto, molto carina nello scambio one to one, ovviamente distantissimo da me dal punto di vista delle idee, però io ho ascoltato in silenzio il suo intervento, no? E il suo atto d'accusa era contro il petrolio. Il petrolio ci ha fatto fare un balzo di civiltà pazzesco, il petrolio ci ha allungato la vita, questi non lo capiscono, non lo sanno che il petrolio è stata la svolta della civiltà, gli idrocarburi sono stati la svolta della civiltà, e parlava del petrolio come di un problema gigantesco, e che naturalmente il sottotesto era che se noi realizzassimo la rivoluzione verde scoppierebbe la pace, perché le guerre si fanno per il petrolio. Certo. In realtà non scoppierebbe la pace, perché le auto elettriche hanno bisogno di un innesto tecnologico molto forte, è enorme, e dunque ci sarebbe dalla guerra del petrolio, noi passeremo alla guerra delle terre rare. Poi non è che per forza guerra, è guerra quando c'è il cattivo che non capisce che non può impossessarsi delle risorse come vuole, no? Certo. Che deve fare un certo. Il capitalismo ha delle regole, insomma. Questi non sono ovviamente capitalisti. E dunque passano dall'utopia all'altra utopia.
quindi ieri era l'utopia della fantasia al potere e della pace perpetua nel mondo, grande cazzata. E oggi è l'utopia prima di Gaza, poi di Maduro, vediamo che il prossimo. Scenderanno in piazza anche per fare il tifo per gli ayatollah che impiccano i gay tra un po', no? Questo è un sospetto che viene. Infatti volevo chiederti, tu hai citato la redazione collettiva. Io stamattina sono tutti uguali. nel mio... i pezzi col ciclostile, scrivono pure male. Cioè. Sì, nella mia pillola mattutina mi sono chiesto, ma perché la redazione collettiva sta deliberatamente ignorando la possibile clamorosa svolta storica che sta andando in scena in Iran? Perché? Perché quella è la vittoria definitiva. Giovanni, se cade l'Iran, come tutti i sinceri democratici sperano, è la vittoria definitiva dell'Occidente, dell'America e di Israele su quella satrapia sanguinaria che ha prodotto stragi, dolore, lutto e povertà in tutto il Medio Oriente e lo ha diffuso nel mondo. Ma quello è il punto vero. Io sto aspettando che accada, naturalmente, come non tutti purtroppo, ma tanti. Questa è la cosa. Se cade l'Iran, è una vittoria totale dei cattivi, no? Dei presunti cattivi, cioè è una vittoria di Trump, è una vittoria di Netanyahu ne esce come un gigante da tutta questa vicenda, un leader di guerra incredibile. Però non si capisce, cioè, quindi qua abbiamo che gli aggrediti, cioè gli israeliani, gli ebrei, sono diventati gli aggressori nella narrazione del giornalismo collettivo e naturalmente sono nazisti come Trump, d'altronde così. Tu capisci che un mondo raccontato così è un mondo distopico, non corrisponde alla realtà e naturalmente io mi auguro che coerentemente con le idee che propagano si trasferiscano in Russia, in Iran, vadano a vivere sotto le dittature affinché essi possano provare quanto belle e esatte sono le loro descrizioni della realtà. Sì, questo fenomeno di trasferimento avviene molto raramente, diciamo. Sì, no, non si trasferiscono, restano in salotto. In salotto ordinano il loro aperitivo, fanno le loro rivoluzioni sul puff di casa e continuano a pontificare, a raccontarci come va il mondo. Io mi ricordo gente che fino al giorno prima diceva che Trump avrebbe perso, ti parlo delle campagne elettorali del 2016, sì. Vieni in TV con me e comincia a dire e spiegare al mondo perché Trump aveva vinto. Straordinario. Gli ultimi 10 anni sono un racconto. Dovrei fare un pamphlet sugli intellettuali. Beh, ce lo stai annunciando, come dire, in diretta. Sì, incredibile. A proposito di intellettuali, volevo chiederti, ma perché? Perché è una cosa che è avvenuta subito, diciamo, in diretta, no? Cioè nel 1979 la rivoluzione teocratica, oscurantista, totalitaria di Khomeini diventa subito un vessillo dell'intellighenzia teoricamente progressista europea. Ora non vorrei scomodare Sartre, Io Foucault. Ero piccolo, ma me lo ricordo, lo sai. Perché da subito quella cosa lì diventa la patria d'elezione dei nostri intellettuali? La risposta più semplice ed efficace è perché sono scemi. Perché scusa, ma arriva un religioso. Io me lo ricordo quando scese dalla scaletta dell'aereo all'aeroporto di Teheran, Khomeini. Non so se tu te lo ricordi, eravamo piccoli, però è una cosa strana perché in realtà me lo ricordo benissimo. Mi ricordo i telegiornali che salutavano il suo arrivo e quindi lo Shah aveva un sistema corrotto, parliamoci chiaro. Certo. Il problema è che è sempre pur meglio di questo qua che hanno adesso. E Khomeini fu salutato come il liberatore. Dopodiché il liberatore si dimostrò che cosa? Un oppressore del proprio popolo attraverso l'interpretazione della legge coranica, l'applicazione
di regole liberticide, naturalmente quel sistema, che comunque aveva la libertà nel suo seno, cioè l'Iran, è stato cancellato in pochi anni. Sì. Sono arrivati i guardiani della rivoluzione, la polizia politica, la polizia morale e così via. L'Iran è un buco nero. Ha progettato tutti i più importanti attentati terroristici nel mondo. È il padre di una rivoluzione islamica globale. È un problema, no? Sì. Se l'Iran cambia, intellettuali della sinistra, alla Page, in Progress, al check-in, nel resort che fa il brunch la domenica, quella sinistra, quel gruppo di intellettuali dovrà vergognarsi di se stesso. Sì. Capisci? È questa la cosa. Noi potremmo andare a ripescare tutte le cronache di questi signori, metterle, affiggerle e mostrare il loro volto, che cosa sono. E per odio all'America riescono a sostenere appunto che in fondo a Teheran c'è libertà. Beh, adesso Ho letto anche questo. No, ma girano liberamente. Ah sì, va bene. no, ma la tua non è un'iperbole, cioè ricordiamo che il segretario del principale sindacato italiano ha definito Maduro un presidente eletto liberamente dal suo popolo. Certo. Quando l'Unione Europea non ha riconosciuto il risultato delle elezioni in Venezuela. Ma ditemi voi com'è possibile? Come è possibile raccontare queste panzane? Giovanni, e qua c'è un problema, capisci? Ma un problema serio. No? Non è il fascismo, perché poi se trasferiamo tutte queste supercazzole in Italia è da 3 anni che dicono che siamo nel pieno regime fascista. No? Beh, certo, assolutamente. Allora, se noi trasferiamo tutte queste cose sul piano interno, raccontiamo e vediamo che cosa dicono i vari landini, il landinismo e tutte queste robe qua della presunta classe dirigente della sinistra che vorrebbe essere l'alternativa di governo e così via. Siamo tra il circo e il manicomio. Sì, c'è un processo di involuzione, cioè io che sono un po' non sono vicino alla CGIL, ma io non mi immagino Luciano Lama dire che un dittatore sudamericano è liberamente eletto. Ma francamente. te immagini? Ma dai, ma neanche Togliatti. No, infatti, assolutamente. Ma dai, anche perché Togliatti era un uomo intelligentissimo, cioè, ma di che parliamo? Dai, ma io li ho conosciuti i comunisti veri, ho fatto in tempo, i comunisti veri erano gente seria, avevano idee che non condividevo, ma erano gente seria, con la quale si stava a tavola, si chiacchierava anche animatamente e si imparavano anche alcune cose. E poi era gente che aveva visto la storia passare sul proprio corpo e sotto i propri occhi. E quindi, Giovanni, tu hai scelto di discutere di un argomento che è irrisolvibile da noi, che sta risolvendo la storia. Sì. E questo, cioè, torniamo al punto, alla grande macchina della storia. È la storia che lo sta risolvendo. Gli americani sono tornati a fare gli americani, grazie a Dio. Trump non ci piace, non è elegante, la sua rozzezza diplomatica spesso non piace neanche a noi, ma alla fine è quella che lo storico marxista Plekhanov, sorprenderò citandolo, chiama la funzione della personalità nella storia. Trump ha una funzione, esattamente questo: rovesciare tutto quello che stava andando male e cercare di riportarlo, di raddrizzare la situazione prima che sia troppo tardi. Prima, cioè, che la Cina è l'asse del male, perché quello è un asse del male, prendono il potere, prendono il sopravvento. Guarda che se noi perdiamo il baluardo della fortezza americana, noi siamo fottuti,
Giovanni. Beh sì, è lì, è scritto. L'Europa è debole, non è in grado di fare niente, è debole moralmente, ha l'anima corrotta, non è capace di reagire, ha una burocrazia famelica, ha un pregiudizio culturale mostruoso. L'Europa va difesa da se stessa, capito? Ma mi viene da chiederti allora, perché ieri, cioè come vedi questo, nello scenario che ci hai dipinto tu, quindi dove sale sempre di più la temperatura della storia e della contrapposizione tra società libera e, come dire, altre ipotesi, diciamo, di convivenza, poi accade che il presidente della Francia, che non è un paese irrilevante, la principale potenza militare continentale, ieri fa un'uscita violentissima contro Donald Trump, no? Parliamo di Emmanuel Macron, o Micron come lo chiamiamo su Radio Libertà. Cosa vuol dire questo? Beh, tu hai citato l'esempio numero uno della debolezza dell'Europa. È un presidente che governa contro se stesso, cioè contro il popolo francese di fatto. Questa è la realtà. Avrebbe dovuto dimettersi, lasciare decidere ai francesi chi sarà il prossimo presidente della Repubblica e poi quindi avere un governo coerente con quella che è la mappa politica del paese. Questo Macron non lo fa perché pensa che arrivi il fascismo, naturalmente anche lì, e sbaglia, va da sé, e sulla politica estera racconta una serie di panzane colossali. La verità è che Macron ha ritirato le truppe francesi dal Mali. Certo. Perché non era in grado di fronteggiare neanche quelle bande di predoni. Quindi è una situazione, capisci, in cui questi si immaginano la grandeur, e in realtà il Macron è piccolo, la Francia è piccola, la Germania è piccola, l'Italia è piccola. Cioè noi europei siamo piccoli. La fortuna dell'Italia è che c'è un governo che è in sintonia con quella che è la mappa politica del paese. Questo. Se noi avessimo invece la sinistra al potere, oggi staremmo fortemente nei guai. Non ci sono dubbi su questo. Siamo stati fortunati, abbiamo incrociato un buon centrodestra con un grande leader che è Giorgia Meloni, questa è la verità. E per fortuna Salvini, Tajani, appunto Meloni e così via hanno un'alleanza che funziona. Ma la Francia, che tu citi quelle parole di Macron e così via, sono l'esempio di un sistema che è completamente imballato. La Francia vive una crisi politica profondissima, ma non da oggi. Nel 2016 Houellebecq, che è il più grande scrittore di Francia, nonché uno dei più grandi scrittori viventi, certo, scrisse che la Francia è in una sostanziale situazione clinica di quasi follia. Di quasi follia. E tutti pensavano che lui esagerasse. Anni dopo abbiamo visto cosa è successo. La Francia sforna governi a ripetizione che scadono come lo yogurt, no? Sì, sembrano i governi balneari della Prima Repubblica. Sembrano i governi balneari della nostra Prima Repubblica, quindi la Francia si è italianizzata in peggio. Noi ci siamo francesizzati meglio, cioè comunque i nostri governi adesso sono stabili, il nostro governo è stabile, da 3 anni c'è un governo che alla fine funziona, fa il suo, così via. Nei limiti che ha l'Italia, perché parliamoci chiaro, noi siamo un grande paese ma senza una forte difesa, con problemi di crescita che non si riescono a levare, un sistema burocratico allucinante, regole europee che ne frenano lo slancio e così via. Sì. E questo naturalmente è un limite che hanno tutti i paesi europei. Guarda che cosa sta succedendo alla Germania. La Germania, la locomotiva d'Europa, è ferma. Per non un problema. Adesso vediamo, c'è qualche piccolo segnale positivo ieri, speriamo. Però, ripeto, il tema di fondo, Giovanni, è quello che hai correttamente posto tu nella chiacchierata che stiamo facendo, cioè è la macchina della storia
e l'Europa è sostanzialmente fuori dalla storia, non capisce che cosa sta accadendo, non vede che Washington ha una potenza in questo momento inarrestabile. C'era una frase, non me la ricordo bene, di Winston Churchill che diceva che gli Stati Uniti sono una gigantesca macchina a vapore. Quando funziona esprime una potenza incomparabile rispetto a quella di tutti gli altri. Sì, certo. Lo vediamo. È ancora così. Potrebbe non esserlo in futuro. Ma se è ancora così, noi dobbiamo sperare che vinca questo confronto. Dobbiamo anche dare una mano in teoria. In teoria sì, anche perché piaccia o meno, cioè l'alternativa di un mondo egemonizzato dal Partito Comunista Cinese non è che mi entusiasmi così tanto. Beh, tanto per cominciare questa chiacchierata io e te non la potremmo fare. No, anzi no. Anzi, a noi ci fanno il carcere preventivo. Temo di da sì. subito. Arrivano e ci arrestano. Temo proprio di sì, già solo per questo bisogna stare col puzzone, col tupè, insomma. Sì, no, ma io non ho alcun dubbio, cioè, ripeto, con tutti i limiti, le cose che non vanno e così via, alla fine, siccome non esistono i sistemi perfetti, non esistono i grandi leader perfetti, Trump va bene. Direi che mi dispiace per i sinceri democratici, ma funziona così. Direi che questa può essere la sentenza, almeno provvisoriamente finale, della nostra chiacchierata. No, noi dobbiamo stare attenti all'Iran adesso. Assolutamente. Scusa, comunque gli italiani liberati in Venezuela non l'ha fatto Macron. No, credo di Trump. No. Ecco. tanto per. Vabbè, dai, è un bell'inizio d'anno, scoppiettante, mamma mia. Non ci annoiamo no. E come al solito ti ringraziamo di essere stato ai nostri microfoni. Ma no, sono io che ringrazio te, Giovanni, sei molto bravo sempre, sei un giornalista appassionato a cui piace leggere, che è una cosa ormai rarissima, soprattutto leggere i libri giusti. Sì, ci proviamo. Ringrazio molto il direttore Secchi e ti auguro un buon lavoro.